Terza corsa, confronto a reclamare, sono in 10 al via Zeus Baldo, Zequigna, Uragano Spritz, Zea, Urla del Vento, un Jumbo ZS in prima fila, Zula del Duomo, Zebur Isaia, TRGF, Urbi e Torbi Jet, Senatrio in seconda. I favori in chiusura per un Jumbo ZS, numero 6 dello schieramento Marcello Vecchione in sediolo, 1,72 la quota contro il 4,71 di Uragano Spritz, il 4,40 di Senatrio, che sono le due alternative principali. Macchina che accelera e stacca con Uragano Spritz che cerca di filare in testa con Zea all'esterno, poi più a largo c'è anche Urla del Vento lungo la corda Zequigna. Mantiene il comando. Numero 6, un Jumbo ZS intanto la rottura del squalificato. favorito, un Jumbo ZS, e i 200 iniziali se ne vanno in 14,6. Numero 4, Zea squalificato. La squalifica anche per Zea, intanto Uragano Spritz guida su Zequigna, Urla del Vento è in terza posizione, all'esterno la mossa di Senatrio. Senatrio si presenta dopo 400 metri in 38 e va sul leader. Uragano Spritz e Senatrio, che erano le due alternative principali a un Jumbo che è sparito di gara praticamente subito con l'errore iniziale. E quindi i due a lottare dopo 600 metri in 47 esatto. Davanti alle tribune in vantaggio è Uragano Spritz, Senatrio si limita ad accompagnare il battistrada, in seconda posizione Zequigna, per corsie esterne c'è anche il numero 8 Zebur Isaia TRGF che ha preso posizione anticipando Zula del Duomo, e intanto 1, 2 e 3 per gli 800, 15 e 3. Il parziale si risolverà tutto probabilmente in un volatone finale, chilometro in 1,17 e mezzo. Ora però Senatrio comincia a premere su Uragano Spritz, si trascina sempre Zebur Isaia TRGF, alla corda c'è Zequigna. Siamo ora in vista del paletto dei 400 metri conclusivi con Uragano in vantaggio, Senna che preme con decisione, Senna che sembra mettere qualcosa davanti all'avversario, Zequigna che fila i due in anticipo su Zebur Isaia TRGF. Uragano entra ancora al comando addirittura d'arrivo, Senatrio però sta passando, ha spostato Zequigna, mentre Senatrio si avvantaggia, Senatrio in testa a 100 dalla conclusione, prende margine di vantaggio Senatrio e si distacca per vincere nei confronti di Uragano Spritz, mentre per il terzo è Zebur Isaia TRGF che ha ragione del resto del gruppo, cappeggiato probabilmente ancora da Zequigna. 1,16 ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere dopo un 29,6 di penultimo quarto. Perfetta interpretazione dei parziali da parte di Marco Stefani che va all'esterno dopo 500 metri. Si limita ad accompagnare il battistrada Uragano Spritz fino al chilometro, poi comincia ad attaccare e vince facile, come aveva fatto al rientro. La vittoria per Senatrio, il training di Michele Favaron, Paolo Leoni, la guida di Marco Stefani, la quota di 4,82.